In studio con noi Michele Tomasella, Aquile dal Friul, ben ritrovato. C'è una raccolta firme in atto, mi pare di capire. Sì Alessio, buonasera a te e ai telespettatori. C'è una raccolta firme in atto, tutto verte su una legge regionale, la 26 del 2007, che sostanzialmente detta quelli che sono i requisiti a cui si devono attenere le forze politiche che intendono presentarsi alle prossime ed imminenti elezioni regionali. C'è un articoletto di questa legge che riguarda purtroppo direttamente Aquile dal Friul, ovvero naturalmente viene concessa la possibilità a qualsiasi forza politica di potersi presentare alle elezioni regionali, ma nel caso in cui, come è il nostro caso purtroppo, alle precedenti elezioni regionali, mi riferisco a quelle del 2013, ovvero se una forza politica non si è presentata, e questo è il nostro caso perché non esistevamo all'epoca, per cui è normale, oppure si è presentata ma non ha tenuto alcun seggio, essa, per essere ammessa alle elezioni regionali, deve depositare la propria lista contenente il candidato presidente e i candidati consiglieri regionali a fine marzo, previa l'ottenimento della sottoscrizione delle firme come volontà popolare di un certo numero di persone. Traducendo queste mie parole in cifre, Aquile dal Friuli è costretta a raccogliere entro fine marzo il numero minimo di 1000 sottoscrizioni, firme alla propria lista da parte dei cittadini residenti, o meglio elettori votanti della circoscrizione di Pordenone, altri 1000 di Udine, altri 1000 di Gorizia e altri 750 della circoscrizione Tolmezzo-Carnia, un numero che si attesta come minimo a 3750 sottoscrizioni. È un numero molto importante e difatti noi come Aquile, io personalmente volevo approfittare di questa vetrina che TPN ci offre per rivolgermi e lanciare un appello ai residenti di questa regione, agli elettori votanti delle circoscrizioni, affinché ci diano una mano, affinché permettano ad Aquile di potersi candidare a queste imminenti elezioni regionali. Ci sono due modi differenti. Uno è contattarci direttamente e telefonicamente. Io sto per darvi il numero di telefono del nostro movimento che potrete scriverci per incontrarci. Noi ci recheremo nei punti di raccolta firme più vicini ai vostri comuni di residenza, verremo noi da voi. Il nostro numero, rispondo io personalmente, Tomasella, segretario Aquile, è 334 251 2084. Un altro modo altrettanto importante è quello di recarsi presso i banchetti raccolte firme che stiamo organizzando in diverse località della regione. Tutti i sabati da oggi fino alla fine di marzo, in località diverse, organizzeremo delle raccolte firme. Domani saremo a Casarsa della Delizia, in Piazza Italia, dalle 8:30 alle 12:30. Bene, grazie a Michele Tomasella, vi do un ultimo